Benvenuti a Sumbra de Sonoragi, stagione de Suberano. La Sardegna ancora oggi presenta ampie porzioni di quella natura bucolica che molte altre realtà hanno perduto da tempo. Il paesaggio sardo può contare su un'estrema varietà di colpo d'occhio, dagli aspri monti del Gennargentu sino alle placide acque che ne accarezzano le coste, passando per le dolci colline del Campidano e le zone umide del sud. L'isola offre ai suoi abitanti e visitatori molte opzioni di vita. La bassa densità abitativa, concentrata per lo più nei più grandi centri urbani, e un'economia basata soprattutto sui settori dell'agricoltura e dei servizi hanno fatto sì che le traumatiche modificazioni di tipo ambientale fossero relegate a pochi plessi industriali di una certa rilevanza, rendendo possibile la conservazione territoriale e la preservazione morfologica del territorio sardo. Non è raro, ancora ai giorni nostri, poter godere di vere e proprie oasi di pace e tranquillità in varie parti dell'isola. Le zone sottoposte a particolare tutela per la bellezza dei luoghi e per la preservazione delle rarissime specie che vivono in questi habitat sono dislocate in varie province e comuni, rendendo il territorio sardo meta appetibile per gli amanti della natura. Non sono pochi i visitatori della Sardegna che hanno potuto innamorarsi di questa terra grazie alla sua genuina conservazione, tanto da far dire a qualcuno che essa rappresenti quanto di più vicino al paradiso terrestre possa esistere. Natura e popolo sardo vivono in simbiosi da millenni e questo particolare legame con la propria terra permette ancora oggi di godere di essa senza rinunciare alle comodità della vita moderna. Alcuni luoghi, come quello dell'altopiano della Giara, rendono al meglio l'idea di quella che doveva essere la Sardegna antica, una natura lussureggiante e ricca di preziosi beni naturali. Questo parco, che insiste su diversi comuni nella subregione della Marmilla, racchiude al suo interno un microcosmo floreale e faunistico tra i più caratteristici del Mediterraneo. Nei suoi 4.500 ettari di superficie sono più di un centinaio le specie animali viventi allo stato brado e di certo la più iconica è quella dei caratteristici equini che prendono il nome di cavallini della Giara. I cavallini sono tra le pochissime specie di cavalli selvaggi europei, sono di piccola statura e non si lasciano avvicinare dagli esseri umani per via della loro natura schiva ed introversa. La loro presenza attira ogni anno migliaia di turisti curiosi che sperano di avvistarne qualche esemplare da poter immortalare in uno scatto. Oltre al Parco della Giara e ai cavallini che lo abitano, la Sardegna ospita altri gioielli naturali dislocati da nord a sud dell'isola. Due tra i più caratteristici sono il Parco Don Ortei di Fonni, riserva naturale, habitat di cervi, daini e mufloni, e il Parco di Molentargius, una zona umida, tinta del rosa dei fenicotteri che ogni anno stabiliscono la dimora. Queste oasi naturali, assieme ad altre decine sparse su tutto il territorio, dimostrano come la convivenza tra modernità e rispetto dell'ambiente possano coesistere nel mondo moderno. L'unico discrimine è rappresentato dalla volontà degli abitanti di continuare a godere delle meraviglie dalle quali sono circondati. Sayara. Oh Yaramanna, biede atteso parisino cucura parigiao. De suo tempo oramai passao, ma de lui, i tanti feuso, sei una terra meda antica, con una grande storia de vita, passioni e gloria, e con someni sempre amica. Con notte in mezzo mondo, famosa coi squadreddos bascios, pitticus e nieddos, chi di vascinti del lungo e in tondo, esposta a ogni razza de bento, se esistete de annos sfruttata ed è sempre abbandonata a un leggio destino lento. Pollinna, ortigo, cassa e pastura, tutto su nanta approfittao, e chi bruse prusa piegao, compromittendi sa vita tua futtura. Su frori birdi de San Marmilla, adibiri sesi meraviglia e incanto, girando dia intro uno spanto, de sa natura tu sesi splendida villa. Ma, o cara Iara manna bella, in moi so resta arribata, poti donai una giusta regolata, e diventai lucenti che una stella. Poita, chi di adero su di vanti varco, a stessi pure controllata, ed essa gente nostra riservata, posso beni dedotto su popolo sardo.
Teisa regiò e nendica saggiara esti su vrori birdi de sa marmilla, ma zio li si contai can qualcosa de bruso a sube questo luogo e quando si scritto questa poesia ita via da succedendi. Castia, questa poesia è scritta a sommanco 15 o 20 anni fa, poi pensando su Sayara via da prusa abbandonata de oi pare che sia pago più riservata, è un luogo troppo bello, con natura, poi te fonti squadretti su chi vascinti, Kenza e Medisi e capa fonti unici in tutto il continente dell'Europa. È un luogo troppo bello, de natura, poi te sommini, dati sempre sfruttata, po' sortico dei matasa. O poi gli animali che due pacienti, come i riposi, conillos o a casai pillonsi. Un luogo troppo bello che moi, per fortuna, che all'incuno si è posto in mese poi da poter valorizzare e incarrerai dei scommusi che punta accanto e dessa regione sarda pure. Eh sì, Sayara è una dei medas prendas de sa natura che teneus in Sardegna e de pe una in tutto s'isola do a meda locus che funti un tesoro, voi sfrorisi particolari, voi mattas, voi animali che dui vivinti e commentano tu, per esempio, Sayara è famosa voi squaddedus, che funti una specie unica in suo mondo. E ita podeu fai, no su sardus, po proteggi, po allogai questa bellezza che teneus? Questa è una bella domanda, poi in Sardegna c'è una meta il luogo bello de natura. Adesso che non si meta sa gente che vive in Sardegna, ma sa cosa bella nostra è che teneus, oltre che Sayara, teneus tanti altri montisi de tanti candidati, che poteus valorizzare che non li ho fatto pensa sei moi. Poi te pensa sei moi, che alcuno su monti o questo su che funti diventando parco su moi, usati sempre usaus po pasci bestiamini, po segai linna, po pastura, e sa cosa più bella gli adesso a cominciare a comprendere che questo luogo che in altri luoghi sono attenti, da poteus valorizzare pensa con il suo turismo, fendi un turismo naturalistico, che porta di sa gente a ammirare questo luogo, che sia da piedi, che sia da undo a bicicletta, in modo tale che sa gente apprezzi di questa cosa e da sa riservi, poiché è un tesoro che non ti potevo fare de manco. Non fatto in Sardegna, candide ne un meta, ma è un tesoro di tutto il mondo questa cosa. Biuga si scritto un bello libro che si nada proverbi sardi e modi di dire della Marmilla e del Medio Campidano, pubblicato da Sandi Editori in sul 2019, leggisi anche un bello dicio che grazie di bei con questa poesia. Dico che vostra da grazie ai bene con questa poesia de Sayara, poi adesso non do paga di nai. Eh sì, sa bellezza dessa poesia cosa tua non da paga di nai di aderus. Non faccio troppo complimento, è Sayara sta cosa bella. In questo dicio non do paga di nai, sa gente o l'innaga ci funti cose che non potenti e non tenenti valori in di nai. Poi te funti troppo importanti, se possa gente, poi animali, possa natura, possa ambienti, commenti poi di essere Sayara. Un squadreddo che due vivinti in libertà di sempre. E insomma in cui due di bivio de millennios e quindi ha sfruttato questo bellissimo ambiente, sia da come sa flora sia come sa fauna. E due cose che non si può comprare appunto, è una delle cose che imparavo su dessa natura. E un'altra cosa su questa natura che potete agattare i miei dici su che li voi dessi. E ci nato pariga, poi ta sommeni come ti fianendi ha sempre bivio con sa natura, sia da si può sfamare che essendo animali, sia da pasci, bestiamini, e ho dico che ti puoi crazzare bene poi adesso, sa matarruta vai linna. Ollineiga, finta si cosa che anti spacciao de vivi da in tu scoppo. E certo, poi te come ti fistenendi di questo dicio, sa matarruta vai linna, sommini te da bisogno dell'inna, po si callentai, po portare ad uomo, po accudire sa famiglia, po arrustì, e quindi ogni cosa in suo usato, in sa natura, srebiti a sommini. Finza se una matta siccata che arruidi a terra, srebi da sommini, poi fai questa linna come ti fianendi e poi fai fuoco, poi si callentai, quando sommini di te da bisogno. Ecco che questa natura è una cosa troppo importante, finza se mes cose che si siccano, come ti può essere una matta rotta. È sta cosa che dei senso meda, poi ta tutto su che succede di srebiti in suo mondo, sempre. Finta si cosa che inizialmente si pare in leggiasa. E moi, donasi un altro consiglio antico. Biuga se su questionendi di questa giara, una cosa che ti può andare bene poi adesso, lascia sul mondo come ti da gattas.
E questo è perfetto voi lottas ecologistas de oggi. E non scetti voi isso che anti vigao posto in moto questa battaglia dell'ecologia per riservare la natura che è stata sfruttata forse finché è troppo finché sa oggi. Lascia sul mondo come ti ragazza, non vale certo ogni cosa, ma esti un consiglio a rispettare sa terra, su bosco, sa natura, s'ambiente, i animali. Poi te con queste cose de più subivi, a marolla, ma a volte assomeni pure de guadagnare brudinai, si indivrigata. E appettica da certi luoghi distruggenti, inquinanti, e in questo caso noi dobbiamo fare di tutto per rispettare questa giara, poi trasrevi da noi e tutte le generazioni si cantano bene dopo di noi. E intanto su cicchioso devai ognuno sa fatti sua, e dunque devo di dorro grazie per questa poesia, su per sa iara, su per sa natura, su per sa bellezza della natura della Sardigna, e do un appuntamento ai schisi vunta scutendi a sta prossima poesia. S'aspettavo ancora un'altra volta e mi raccomando, rispettare tutta questa natura che in Sardegna è un patrimonio che si invidia a tutto il mondo.